Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura, che quest'oggi dedicheremo alla nuova PAC che avrebbe dovuto partire dopo il 2021, invece forse partirà dal 2022 o addirittura dal 2023. Parleremo con il dottor Cristian Bolzonella del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, al quale chiediamo immediatamente di farci un po' il punto su questa importante politica. Ricordiamo che è la seconda politica più importante dell'Unione Europea in termini finanziari, e soprattutto a cosa punta l'Unione Europea con la nuova PAC. Ecco, questo sarà un po' il tema di oggi. Grazie intanto per essere stato qui con noi oggi e di essere ospite nostro oggi. E quindi la prima domanda direi va subito al capitolo finanziario. Si parla di nuova PAC, ma quali saranno le disponibilità finanziarie della nuova PAC? Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Micheletto dell'invito, in particolare anche Veneto Agricoltura. Siamo di fronte a una PAC che sta cambiando rapidamente, insomma, una PAC che risponde in primis ai finanziatori della stessa, ossia i contribuenti europei, che in base alle consultazioni pubbliche hanno manifestato il desiderio di un'agricoltura che continui ad essere finanziata a patto che produca prodotti sani e di elevata qualità, sia però anche rispettosa dell'ambiente e della biodiversità e soprattutto garantisca un equo tenore di vita agli agricoltori, in particolare delle piccole e medie aziende a conduzione familiare. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, sappiamo che attualmente abbiamo una dotazione di 408 miliardi in 7 anni. Tenendo conto che a livello europeo il numero di abitanti è di circa 446 mila abitanti, attualmente stiamo pagando 130 euro all'anno ogni abitante per sostenere il settore agricolo. L'ultima proposta della Commissione, avvenuta una settimana fa, praticamente conferma questa destina all'agricoltura 391 miliardi di euro in 7 anni, quindi 55 miliardi anno, un budget praticamente invariato. Quindi è rimasto invariato rispetto alla precedente programmazione, perché si temeva invece una riduzione del capitolo PAC. Esatto, infatti c'era anche chi proponeva di eliminare totalmente la politica agricola comunitaria alla fine. Poi, che ritorna ogni volta ad ogni programmazione. Poi, grazie in parte anche ahimè, al coronavirus, c'è stato un ripensamento e si è visto come il settore agroalimentare sia ancora un settore strategico, un settore fondamentale per le nostre economie. Cristian, ti chiedo subito una cosa: quali saranno le principali novità della futura PAC? Le principali novità sono già state in parte delineate con le nuove strategie europee. Abbiamo il cosiddetto grande patto verde europeo, che è stato approvato ancora. Il Green Deal europeo. Il Green Deal, esatto, approvato nel 2019, e con le due strategie applicative che riguardano direttamente il settore agricolo, il cosiddetto dal campo alla tavola, cioè Farm to Fork, sì, e la strategia sulla biodiversità, presentate a fine maggio di quest'anno. Quindi, Cristian, significa che la futura PAC dovrà andare a braccetto con le strategie che nel frattempo sono state delineate. Sì, le strategie hanno stabilito già, come vedremo, degli obiettivi fissi e da cui ovviamente ci sarà una fase di negoziazione adesso col Parlamento, eccetera, però la PAC dovrà essere allineata a questi obiettivi, quindi dovrà essere recepita in questo modo sia nelle regole e nelle normative nazionali che regionali per quanto riguarda la nostra Italia. Quali sono queste strategie? C'è la strategia del Green Deal, che è la strategia generale che ha un obiettivo di raggiungere entro il 2050 l'azzeramento delle emissioni di gas climalteranti, disaccoppiando anche quindi il sistema produttivo dall'utilizzo delle risorse
naturali. Praticamente significa un ulteriore rafforzamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, un'ulteriore spinta verso l'economia circolare e l'utilizzo delle gestione delle risorse naturali nel rispetto però della capacità portante degli ecosistemi. Sempre si fa riferimento a un anno fatidico, no? Il 2050. Perché? Perché ahimè, secondo gli scienziati, nel 2050 rappresenta il cosiddetto punto di non ritorno, nel quale l'innalzamento termico raggiungerà i 3 gradi con un collasso di buona parte degli ecosistemi terrestri. L'obiettivo quindi è quello di ritornare a creare un mercato protezionistico a livello europeo, dove le barriere all'ingresso sono però rappresentate dagli elevati standard ambientali e di qualità dei nostri prodotti. Poi abbiamo la strategia Farm to Fork, che riguarda tutto il sistema alimentare, dalla produzione agricola al consumo, influenzando addirittura la dieta dei cittadini UE verso un maggiore consumo di vegetali. Una strategia quindi con un approccio olistico, non settoriale come avveniva in passato, nel quale l'agricoltura è sempre stata tenuta separata dall'ambiente e dalla salute e dal commercio. Quali sono gli obiettivi? Allora, partendo dalla produzione agricola, si punta alla riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura e all'introduzione di pratiche che siano rispettose dell'ambiente. In particolare, adesso vediamo come c'è un obiettivo fisso, che è quello della riduzione del 50% dell'utilizzo dei pesticidi entro il 2030, sia in quantità che in tossicità. Come? Ora, sicuramente diffondendo l'agricoltura e la difesa di precisione, selezionando varietà resistenti e favorendo l'utilizzo di pesticidi contenenti principi attivi biologici. Fondamentale sarà la messa a punto, e questo è molto importante, di procedure che permettano di velocizzare i processi di autorizzazione di queste nuove sostanze. Secondo le principali associazioni dei produttori, questo è un obiettivo ritenuto non fattibile, un obiettivo che addirittura potrebbe mettere a rischio la produzione agricola europea, la sostenibilità della produzione europea. Mentre dall'altro lato abbiamo le associazioni ambientaliste che invece puntavano addirittura all'azzeramento nell'uso dei pesticidi chimici, che lo ritengono, ahimè, un obiettivo poco efficiente, non in grado di far cambiare la tendenza al declino della biodiversità e delle popolazioni degli insetti di impollinatori, che ricordiamo dai quali dipende il 75% della produzione agricola. Un altro obiettivo è la riduzione dei fertilizzanti chimici, almeno del 20% entro il 2030, ovviamente mantenendo la fertilità dei suoli, utilizzando maggiormente i fertilizzanti organici. Ridurre inoltre del 50% le vendite di prodotti di antibiotici utilizzati in zootecnia, in acquacoltura entro il 2030, e questo è un altro punto molto forte, quello di promuovere l'agricoltura biologica sia dal lato dell'offerta, incentivando la transizione e il mantenimento, che dal lato della domanda, favorendo quindi il consumo di prodotti bio nelle istituzioni pubbliche, quali scuole, ospedali e nelle aziende. Entro il 2030 sarà a conduzione biologica il 25% della superficie agricola UE. Altri obiettivi è quello di completare la diffusione della rete veloce a banda larga nelle aree rurali, che sappiamo ormai è uno strumento indispensabile per diffondere l'agricoltura, la difesa di precisione e l'utilizzo di strumenti di supporto alle decisioni degli agricoltori. L'intera filiera inoltre sarà più trasparente, con un sistema di etichettatura che dia maggiori informazioni sugli aspetti nutrizionali e sulle origini degli alimenti. Ecco. Attenzione però qui che tale sistema rimanga uno strumento informativo, ma non si trasformi in uno strumento di marketing, come sì, potrebbe verificarsi. Ascolta Christian, allora, potendo riepilogare, potremmo dire che l'Unione Europea con la nuova PAC punta a un'agricoltura sempre più verde e salutistica sotto il profilo della produzione dei prodotti agricoli. Ma la domanda è,
Gli agricoltori che invece devono poi fare i conti con il reddito, no? Con la redditività, potranno seguire queste strategie, potranno, come dire, essere gli artefici, gli attori di questa politica agricola e allo stesso così come dire, così tanta attenzione pone all'ambiente, alla qualità dei prodotti e allo stesso tempo portarsi a casa un reddito? Ovviamente, come ho già detto, questo cambio di paradigma produttivo porta a un aumento dei costi di produzione che secondo quello che è stato, quello che è stato proposto dovrebbero essere compensate. Allo stato attuale però non abbiamo ancora i termini chiari, quanto verrà pagato ad esempio il carbonio che gli agricoltori riescono a stoccare nei loro suoli, come verranno incentivati, quindi in maniera, la parte di implementazione non è ancora chiara. Sicuramente potrebbe essere una nuova visione dell'agricoltura che ovviamente dovrà essere in qualche modo negoziata e dovrà essere negoziata con la parte produttiva, insomma, dove le esigenze sono, come sappiamo bene, sono ben diverse e c'è un problema di sostenibilità economica non indifferente. Certo. Ascolta, Christian, noi abbiamo concluso adesso il nostro tempo, finito il nostro tempo a disposizione, però riusciamo a dare un po' quali saranno i prossimi passi adesso dell'iter della nuova PAC? Allora, come abbiamo detto, c'è stata un shift, no? Cioè, è stata portata, doveva in teoria iniziare la nuova PAC nel 2021, molto probabilmente passerà nel 2023. In teoria potrebbe partire anche nel 2022 se il quadro finanziario fosse disegnato in modo chiaro. Ma vista la situazione politica a livello europeo, finché il quadro finanziario verrà definito molto probabilmente nel fine 2022, quindi si partirà nel 2023. Quindi c'è tutta una fase di attuativa che ci interesserà nei prossimi 2 anni sicuramente. Bene. Comunque chi ci segue sa che chi segue Veneto Agricoltura, parlo per Veneto Agricoltura ovviamente, noi abbiamo tutti i nostri canali, le nostre newsletter, quindi tutte le informazioni legate all'iter della futura PAC lo troveranno sui nostri canali informativi. Ringraziamo il dottor Christian Bolzonella del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, nostro ospite oggi. Abbiamo fatto un po' il punto sulla futura PAC, molto altro ci sarebbe da dire, magari ci ritorneremo prossimamente. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti.